Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palazzetto Comunale di Serramanna per assistere alla terza giornata del campionato di Serie B girone A tra il Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna e l'MGM 2000, formazione che arriva da Sondrio per questa terza giornata agli ordini della signora Federica Pellegrini della sezione di Frosinone e il signor Fortunato Zangara della sezione di Roma 2 il crono. Il signor De Sogus Alessandro della sezione di Carbonia scendono in campo i padroni di casa del Cecchi-Ciak Coarsa in maglia bianca con richiami blu e azzurri, pantaloncino bianco e calza bianca. Risponde invece l'MGM 2000 con un completo nero con richiami verde fluo, pantaloncino nero con richiami sempre verde fluo e il calzettone nero. Diamo subito un'occhiata alle formazioni proposte dai due tecnici. Sulla panchina della formazione isolana siede Nicola Barbieri dopo le stagioni passate con la San Paolo Cagliari. Ha voluto affrontare una nuova sfida passando sulla panchina del Cecchi-Ciak, che nella scorsa stagione militava nel campionato di Serie C1. Quest'anno è alla sua prima esperienza in un campionato nazionale. Vediamo subito in porta Di Menna con la maglia numero 1 per il Cecchi-Ciak Coarsa, con la maglia numero 2 uno dei nuovi acquisti, vale a dire Pietro Pidio, arrivato dal Domus de Chia, ma la scorsa stagione comunque in forza per una prima parte di stagione proprio con la San Paolo Cagliari. Poi vediamo Ganzo Ribas Tiago con la maglia numero 7, con la maglia numero 12 Daniele Marini, con la maglia numero 11 Luan, uno degli ultimi acquisti in casa Coarsa, arrivato dall'Alghero, giocatore molto bravo tecnicamente, che deve dare naturalmente sostanza ma anche qualità alla formazione di Serramanna. Risponde la formazione ospite dell'MGM con il numero 8 di Gregorio, il capitano il numero 9 l'argentino De Michelis, poi con la maglia numero 99 Salice, con la maglia numero 7 Bongio e il portiere con la maglia numero 20 l'altro argentino De Luca. Prima conclusione ribattuta subito da Ribas, cerca di partire Luan, c'è il primo contatto, il primo fallo non valido naturalmente, il gol messo a segno da Di Gregorio. Calci punizione, primo fallo cumulativo in favore del Cecchi-Ciak Serramanna Coarsa. Ancora Ribas, Luan, giro palla per la formazione isolana, viene fermato Ribas in fallo laterale ancora da Di Gregorio. Adesso vediamo Marini, giro palla ancora, il controllo di Luan, Ribas. Adesso Pediu perde palla, poi c'è il contatto, la ruletta, c'è la conclusione del numero 99 Michele Salice. La gran giocata del 99 in maglia nera. Adesso calcio d'angolo, movimento, pallone messo fuori verso Capitan De Michelis, l'imbucata, Marini all'indietro ancora, dove poi Ribas può giocare il pallone, lo fa verso Pediu, che viene fermato ancora in fallo laterale. Luan sistema il pallone sul punto di battuta, Ribas, movimento, è lui che lo chiede ai propri compagni di squadra, ancora Marini. Luan, c'è Ribas libero da ultimo uomo, lo scarico di Luan non si intende con Ganzo Ribas. Ancora fallo laterale già messo in movimento da Salice. Lucas Moya, argentino, in forza, la formazione dell'MGM 2000 in tribuna al seguito della squadra per squalifica, mentre in casa Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna le assenze pesanti di Massimo Nurchi, di Stefano Garau, di Barbieri, di Serra e di Abis. Sono tanti, sono 5 i giocatori non presenti. Adesso la prima palla gol, c'è il gol subito del bomber Pidiu, che si sblocca subito e firma l'1-0 del Cecchi-Ciak Coarsa in casa contro l'MGM 2000. Primo gol, sono trascorsi 1 minuto e 20 secondi e si sblocca il risultato.
chiama la sfera di Menna, palla che termina in calciangolo, movimento, ancora pallone messo fuori, c'è la conclusione ribattuta addirittura da un giocatore della stessa MGM 2000, la conclusione del capitano Ivan Ezechiel De Michelis, giro palla ancora De Michelis, l'imbucata poi PDU, commette fallo, non lascia la regola del vantaggio il direttore di gara, la signora Federica Pellegrini della sezione di Frosinone. Primo fallo cumulativo commesso anche dalla Cechichak. Adesso la palla rimane là vicino alla rete, poi vicino alla linea, e poi c'è il salvataggio di Antonio Di Menna. 18 minuti e 5 secondi ancora da giocare in questa prima frazione di gioco, risultato che si è sbloccato grazie al gol di PDU. Adesso Ganzoribas dentro per ancora PDU che va a proteggere la palla, ma viene fermato, si riparte ancora con l'MGM, non c'è un attimo di pausa dovuto anche alle dimensioni del campo che ovviamente garantiscono spettacolo, perché ci saranno tanti ovviamente ribaltamenti da una parte e dall'altra, ma magari il campo che ti porta a fare anche un po' di confusione. Fallo laterale già rimesso in movimento. Adesso la chiusura difensiva di Luan, Ganzoribas mantiene il possesso palla tra le linee per Marini, l'1-2 con Luan, va Luan, la sterzata, viene fermato molto bene da Yuri Di Gregorio in fallo laterale. Ancora Luan, Ganzoribas, la conclusione con il destro. Marini, ancora Luan, 1 contro 1, cerca lo spazio per provare ad andare alla conclusione. PDU la sponda, ancora Luan, Marini, palla in profondità ancora per Ganzoribas che si gira molto bene, ancora Ribas e c'è il raddoppio del Cechichak Coarsa Serramanna con il raddoppio con il sinistro dalla distanza del numero 7 Tiago Ganzoribas. Dentro Mattia Tatti con la maglia numero 9, adesso c'è il fallo di Marini, Tatti dentro per PDU. Ancora Salice, palla dentro, arriva Marini, la controlla, lo scarico per Luan, Ribas, le finte di Ribas, ancora palla verso Marini, sulla di sinistra cerca lo spazio per andare alla conclusione, si accentra Marini, la conclusione col destro, ribattuta, può ripartire così l'MGM 2000, palla dentro, Di Menna controlla che la sfera non venga agganciata da Salice, palla che termina in rimessa dal fondo. Ancora Di Menna, Ribas, pallone giocato corto, adesso Tatti viene fermato in fallo laterale, l'ultimo tocco il suo. Difesa uomo per il Cechichak Coarsa. Ancora Ribas, pallone che passa, c'è il fallo di Ribas, è il quarto dopo neanche 4 minuti di gioco. Calcio di punizione sul punto di battuta Ezechiel De Michelis, ma c'è anche il numero 10 Casile, la conclusione di Menna spedisce in calciangolo, anzi sono 3 i falli cumulativi del Cechichak Coarsa Serramanna.
Adesso palla giocata ancora per Di Gregorio, la palla ribattuta da Marini, deviazione di Salice, recupera la sfera il numero 20 De Lucia. Ribas, si accentra Ribas, l'imbucata, il pallone per Marini, la palla rimane là, arriva Tatti, salvataggio sulla linea. Tutto regolare secondo il direttore di gara, palla che arriva a Ganzo Ribas, prova a girarsi, ancora la sterzata di Ribas, palla deviata, ancora in fallo laterale. Marini, la conclusione ribattuta ancora in fallo laterale. Fallo laterale ancora Marini. C'è libero Ganzo Ribas, la sterzata, ancora il destro di Ribas, non arriva Tatti. De Lucia mette subito in movimento Di Gregorio, ancora De Michelis, palla dentro, Salice la sterzata, ancora Salice, c'è il raddoppio di Tatti, l'ultimo tocco del numero 9 in maglia bianca, fallo laterale. Ancora Di Gregorio, Tatti prova il destro, Tatti, pallone che passa sotto le gambe del brasiliano Abellini, recuperato però dall'estremo difensore De Lucia. Ancora Abellini, Salice, palla dentro, c'è il contatto tra Casile mentre viene richiamato adesso Nicola Barbieri, mentre ricordiamo che il tecnico dell'MGM 2000 è Gianmaria Craperi. Laterale già rimesso in movimento, la sterzata e la finta del numero 22 Pilosu, ancora Pilosu, pallone all'indietro per Ribas. Ribas si accentra, la conclusione dalla distanza, termina sul fondo, adesso imbucata, prova a girarsi il numero 10 Antonino Casile, viene fermato in fallo laterale. Laterale però per il Cechichak Coarsa Serramanna. Adesso ancora Ribas, il pallonetto, non ci può arrivare Pilosu. Ancora Di Gregorio, Salice si accentra con la sinistro, palla allontanata poi da Pilosu direttamente tra le braccia dell'estremo difensore De Lucia, che rimette subito in movimento Casile. L'imbucata ancora Di Gregorio col tunnel su Tatti, palla giocata però ancora dalla formazione ospite, la conclusione di Menna in due tempi. Adesso Ganzo Ribas, poi Tatti, c'è il contatto e arriva il primo giallo dell'incontro. Tiago De Paula Abellini, giocatore brasiliano in forza all'MGM 2000, viene ammonito. 3 falli commessi dalla formazione padrona di casa, 2 dalla formazione ospite.
calcio di punizione. Ganzo Ribas sul punto di battuta, calcia lui col destro, pallone calciato forte che termina però sul fondo. Ganzo Ribas da tanti anni in Sardegna, ha vestito anche la maglia per alcune stagioni dello Zir Pratosardo Nuoro. Ancora Ribas, va via molto bene alla diretto avversario, ha spazio sul secondo palo, c'è la deviazione di Abellini per l'assist di Ganzo Ribas verso il numero 22 Pilosu. Deviazione di Abellini che manda a vuoto l'uscita di De Lucia, che aveva capito le intenzioni di Ribas, pronto ad anticipare l'assist verso Pilosu. 3-0 per il Cechichak Coarsa Serramanna al termine della prima frazione di gioco. Mancano 13 minuti e 32 secondi. Ancora palla recuperata da Luan per Ribas, ancora Ribas, la sterzata, si accenta Ribas, l'incrocio dei pali colpito da Ribas. Giocatore che su un campo del genere va a nozze. Adesso Zucca, Luan, ancora Luan all'indietro per Ribas, c'è il capitano Zucca che ha preso il posto del numero 9 Tatti. Adesso il lancio lungo agganciato con l'attacco. Adesso Ribas, Zucca con la destro, la risposta di De Lucia in calcio d'angolo. Luan, palla messa fuori, Ribas aggancia, Luan ancora sul secondo palo, non ci arriva Pilosu. Dentro di nuovo De Michelis, fuori il numero 10 Casile. Abellini, un giro palla di Gregorio, lancio lungo, Pilosu prolunga di testa, palla che termina in calcio d'angolo. Ancora Pilosu, la conclusione di Menna, ci mette una pezza, ci mette una mano, spedisce in calcio d'angolo. Mattaboni sul punto di battuta, il pallonetto, pallone all'indietro. Adesso De Michelis, ancora De Michelis, riceve Abellini, la sterzata di Gregorio. Ancora giro palla per la formazione ospite, l'imbucata poi intercettata, ancora Zucca, il destro di capitano Zucca, la risposta ancora di Juan Alberto De Lucia. Arriva Zucca, chiama lui lo schema, pallone messo fuori, Luan, Ribas, il controllo 1 contro 1, le finte di Ribas, ancora all'indietro Luan, c'è libero Pilosu di prima intenzione, cerca ma non trova Ganzo Ribas, palla che termina sul fondo. Adesso De Michelis con la testa di Menna disturbato. Ribas, c'è il blocco di Luan, ancora Ribas, Zucca. Luan riceve, pallone rischioso di Zucca, Ribas, ancora Luan pressato. Pilosu tra le linee, non riceve in questo momento invece in profondità. È lui che cerca di mantenere il posto palla, l'ultima deviazione secondo il direttore di gara è la sua, riparte l'MGM 2000, la conclusione deviata ancora in fallo laterale. Fuori Pilosu, dentro di nuovo Marini.
palla dentro, arriva Zucca, fa carambolare la sfera su Marini, fallo laterale già rimesso in movimento, le finte, pallone all'indietro per Mataboni, ancora l'intervento di Ganzorribas in fallo laterale, 11 minuti 10 secondi sul cronometro da giocare in questo primo tempo. Mataboni già rimesso in movimento verso Abellini, Di Gregorio 1 contro 1, ancora contro Luan, la sterzata, c'è il raddoppio di Zucca, ancora l'imbucata ma arriva ancora Ganzorribas, poi Marini, il tocco però non arriva a destinazione, ancora Di Gregorio, Di Menna, la palla rimane là, pallone che ha già superato la linea del fondo. Calcio d'angolo per l'MGM 2000, ancora Di Gregorio sul punto di battuta, Abellini al volo col destro, palla che termina abbondantemente sul fondo. Di Menna per Luan, palla dentro per Marini, il controllo, cerca lo spazio per concludere, ancora Marini, la deviazione ancora di De Lucia in calcio d'angolo, avrebbe potuto scaricare sul capitano Zucca, tutto solo. Palla deviata in calcio d'angolo, già messo in movimento da Zucca verso Luan, deviazione ancora in fallo laterale. Marini col sinistro, palla ribattuta da Bellini quasi sulla linea di porta. Ancora Marini, palla sul secondo palo, Luan aggancia ma non riesce a concludere. Adesso Mataboni viene fermato da Di Menna, controllato molto bene da Ganzorribas, autore di una grande partita sino a questo momento. Ancora Marini con la sinistra, le finte di Marini, cerca il destro, viene fermato da De Lucia che gli ha chiuso lo specchio della porta, palla portata poi in calcio d'angolo, già rimessa in movimento dallo stesso estremo difensore argentino. Di Gregorio 1 contro 1, si accentra, controllato sempre da Marini, il palleggio di Gregorio, il pallonetto soprattutto di Gregorio dalla parte opposta del campo dove Abellini controlla col petto, ancora Di Gregorio, le finte, palla nella zona centrale del campo, la conclusione col destro, alta sopra la traversa, ancora Di Menna, pallone morbido per Luan, manda a vuoto il diretto avversario, c'è la trattenuta, non secondo il direttore di gara, palla che scivola sul fondo, si riparte ancora con Mataboni, pallone all'indietro, Di Gregorio, c'è il raddoppio di Zucca, palla dalla parte opposta, Mataboni con la sinistra, ancora Ganzorribas. La conclusione di Gregorio, ancora Di Menna pronto, adesso palla che termina il fallo laterale. Di Gregorio, Abellini, palla dentro, ancora Ribas in gioco pericoloso. Fallo non cumulativo. Calcio di punizione a 2. Fischiato il gioco pericoloso a Ganzorribas. Un uomo in barriera, Zucca, e poi Ribas, la conclusione ancora di Mataboni.
pallone calciato forte ma sopra la traversa. Ganzoribas mette giù il pallone, lo protegge, si gira molto bene col sinistro, palla che sfiora ancora il palo. Adesso Luan in anticipo, Di Gregorio mette in movimento Salic, poi arriva Zucca, fa cambio la sfera sui piedi di Salic, rilancio lungo ancora per Zucca che non riesce a tenere il pallone in campo. Sulla rimessa con le mani di Antonio Di Menna. Di Gregorio, la giocata per Abbellini, ancora Abbellini cerca di liberare il destro, ribattuta la conclusione dal suo connazionale, vale a dire Thiago Ganzoribes, fallo laterale. Adesso palla mantenuta in campo da Salic, contro il movimento di De Michelis che poi va dalla parte opposta a ricevere, spostato fisicamente e controllato molto bene dal numero 7 Ganzoribas, che adesso lascia il campo a Farris. Palla giocata in profondità, il controllo con la destro di Pietro Pidiu. Tratto Davide Farris, classe 2000, neo acquisto, e c'è il gol di Marini sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto proprio da Davide Farris. 8 minuti 35 secondi sul cronometro, ancora da giocare in questa ripresa. Čekićak Coarsa Serramanna 4, MGM 2000. Ancora Luan in anticipo, palla però troppo lunga, adesso ancora Marini cerca il controllo del pallone, il destro dalla distanza di Di Gregorio, ancora sul fondo, adesso Pidiu la mette giù, l'aggancio, si gira sul sinistro, cerca di portarsi sul destro, procura un fallo laterale in zona d'attacco dove si porta ancora Davide Farris. Ancora la conclusione di Marini, sul secondo palo c'era Pidiu. Ancora Marini, stessa soluzione, stessa conclusione, stessa ribattuta, ancora in fallo laterale. Marini per Farris, può liberare il destro, lo fa sfiorando l'incrocio dei pali. È una delle nuove scommesse in casa. Čekićak Coarsa Serramanna, classe 2000, giocava a Portoscuso, ha vestito anche la maglia della rappresentativa sarda al torneo delle regioni. Ancora Di Gregorio, palla dentro, ancora Farris, 2 contro 1. Farris per Pidiu, si accentra Pidiu, prova il destro, non riesce a superare l'estremo difensore De Lucia. C'è la ripartenza adesso dell'MGM 2000, ancora pallone dentro, giocato da Di Gregorio, che ha perso forse il tempo nel doppio passo. Avrebbe potuto servire Tiago De Paula Abbellini, che arrivava in corsa. Palla che termina così in fallo laterale, già rimessa in gioco da Luan Farris. Ancora palla dalla parte opposta per lo stesso Luan. Adesso lancio lungo, Farris viene anticipato all'ultimo momento da Casile sul pallone morbido e delicato di Marini. Movimento, palla giocata dentro l'area per Marini che non riesce nella deviazione. L'ultimo tocco però è il suo, palla che termina così in fallo laterale. Abbellini per Di Gregorio, ancora il numero 8 cerca lo spunto nell'1 contro 1, il destro, pallone che gira verso il palo lontano ma termina sul fondo. Ancora Pidiu mette giù la sfera, pressato da Abbellini. Pidiu prova ad andare via al diretto avversario, viene
fermato, contrastato, è lui che si porta il pallone in fondo laterale, già rimesso in gioco ancora Di Gregorio, 1 contro 1, si accentra Di Gregorio, la chiusura ancora di Farris. Casile, palla recuperata, ancora Pidiu, 3 contro 2, Pidiu si accentra, prova il destro deviato, pallone sul fondo, c'è il calcio d'angolo. Luan si accorge della posizione errata del pallone, ancora Pidiu, il destro ribattuto ancora in fondo laterale. Pidiu all'indietro verso Marini, ancora palla dentro di Marini per Pidiu, non ci può arrivare l'ex giocatore della Domuschia e della San Polo Cagliari. Ancora Farris, mantiene lui la sua palla, lo scarico all'indietro per Marini, ottimo l'impatto di Farris sulla gara fino a questo momento. Ancora Luan, palla deviata, c'è la doppia deviazione, anche quella di Daniele Marini per agganciare il pallone, palla che termina il fondo laterale e arriva il primo time out dell'incontro, quando al termine della prima frazione di gioco mancano 6 minuti 37 secondi, time out per la formazione ospite. Si riparte con il fallo laterale in favore dell'MGM 2000 dopo il time out chiesto dal tecnico Gianmaria Crapperi. Adesso Abelini, l'imbucata intercettata da Luan che prova col sinistro, palla che scheggia la parte alta del palo della porta difesa da De Lucia. Salice per Di Gregorio, ancora Salice in profondità, il controllo, non c'è il fallo secondo il direttore di gara, però viene assegnato il fallo laterale alla formazione ospite. Di Gregorio ancora alle finte, si accentra, ribattuto ancora da Farris. Ancora Farris 1 contro 1 con Di Gregorio. Adesso Pidiu, sbaglia la direzione dell'assegnazione del calcio di punizione la direttrice di gara, quarto fallo cumulativi. Calcio di punizione, Mattaboni insieme a Casile sul punto di battuta, si allontana Casile, proverà Mattaboni col sinistro, parte lui, conclusione forte, ribattuta ancora dall'estremo difensore di Menna, poi doppia conclusione, ribattuta di Pidiu. Luan già rimessa in gioco, ancora Luan, lancio lungo, non ci può arrivare Farris, dentro di nuovo Ganzoribas per Marini, ancora Ribas, palla intercettata, Farris, il tocco per Pidiu, c'è il fallo su Farris. Calcio di punizione, chiede la distanza Ganzoribas, dentro Zucca e Pilosu per Pidiu e Luan, anzi no, Luan è ancora in campo, Farris, Marini e Pidiu.
calcio di punizione, parte Ribas per Luan con la sinistro, questa volta conclusione alta sopra la traversa. Adesso Di Gregorio 1 contro 1 con Luan. Ancora Di Gregorio, lo scarico per Mattaboni, pallone di ritorno, ancora la risposta di Menna. Ganzo Ribas, poi palla allontanata da Luan, fuori Luan, dentro Tatti. Mattaboni mantiene il posto palla dalla parte opposta per Di Gregorio, ancora Di Gregorio, si accentra, lo scarico per Abelani con la destra, la risposta ancora di Menna, poi Zucca perde palla a lui, palla giocata poi con la testa dal numero 10 Casile. Adesso c'è il fallo in favore del Cechichak Serramanna Coarsa. Adesso palla recuperata invece dalla formazione ospite. Mattaboni, poi l'imbuccata, Casile prova a girarsi, palla recuperata poi da Di Menna. Tatti prova ad agganciare, ma pallone troppo alto, troppo lungo. Si riparte. 4 minuti 35 secondi al termine del primo tempo. Ganzo Ribas in anticipo. Abelini si libera di Tatti, poi lo stesso Tatti che tocca in foro laterale. Di Gregorio contro Ribas, non gli lascia lo spazio per la conclusione facile. Ganzo Ribas, palla deviata in calcio d'angolo. Adesso arriva il time out chiesto dal tecnico Nicola Barbieri. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Pilosu, Ganzo Ribas, il controllo, ancora Ribas contro il movimento di Tatti. Adesso porta palla il numero 8 di Gregorio, che poi la perde, il pressing adesso di Tatti. Tatti vince il contrasto, 2 contro 1, pallone per Pilosu, la palla supera l'estremo difensore De Lucia, ma trova ancora dietro di sé il numero 5 Abelini. Zucca la conclusione, Pilosu non riesce a deviare verso la porta. Adesso Di Menna ancora si ritrova il pallone quasi tra le mani, poi lo allontana in foro laterale. Già rimesso in movimento il pallone da Abelini. Di Gregorio 1 contro 1 con Ribas, rischia il dribbling. Ancora Abelini, Di Gregorio il controllo, palla dalla parte opposta per Casile. C'è il movimento ma c'è anche l'anticipo di Pilosu che mantiene poi il pallone in campo, si accentra Pilosu. C'è il contatto non fischiato dalla direzione di gara, ripartenza 3 contro 1 e c'è l'errore clamoroso di Abelini sotto misura.
Si chiariscono anche Antonio Di Menna e il capitano Andrea Zucca. Andrea Zucca avrebbe voluto il pallone adesso tra i piedi, Di Menna lo ha allontanato invece con le mani in profondità per non rischiare ovviamente l'infrazione del tempo per la rimessa in gioco. Ancora Di Menna, Ribas, Tatti per Zucca, 1-2, pallone recuperato ancora da Abellini, ma poi c'è il break per il Cechichak, ancora Pilosu all'indietro, Zucca calcia, ma ancora Abellini si immola davanti alla porta difesa dal numero 20 De Lucia. Adesso ancora ripartenza, Ganzo Ribas salta il diretto avversario, Ribas sul secondo palo, c'è Pilosu, calcia Ribas, ci dovrebbe essere anche la deviazione, ma soprattutto c'è il fallo cumulativo, si arriva 4-4 e c'è anche il giallo per il numero 10 Casile. Un po' di confusione, si chiede di asciugare il campo perché è bagnato, si chiedeva anche la deviazione del portiere sulla conclusione di Ganzo Ribas, che forse era la più evidente di tutto quello che è successo in questi ultimi secondi, questi ultimi minuti. Il giallo per Casile, rimediato nell'1 contro 1 contro Ganzo Ribas, non un fallo così vistoso, così eclatante, fischiato dal direttore di gara Fortunato Zangara della sezione di Roma 2. Adesso Abellini, palla dentro, recuperata ancora da Pilosu, Casile, la pisata per Di Gregorio, palla ancora intercettata dalla Cechichak che sale in pressing, sempre difesa individuale per la formazione allenata da Nicola Barbieri. Rimessa laterale battuta da Mattaboni, ci ha provato perché comunque la rimessa era del Cechichak. Ancora Ribas, si accentra, prova il destro, la spaccata di De Lucia, fa terminare la palla in fallo laterale. Ancora Ribas, questa volta con il sinistro, palla deviata da De Michelis, ancora un fallo laterale. Ganzo Ribas che calcia col destro e col sinistro. Zucca, Pilosu, ancora per Capitan Zucca, palla tra le linee per Pilosu che si gira, c'è libero Ganzo Ribas, si affida a lui il numero 22 del Cechichak Coarsa Serramanna. Adesso Tatti viene fermato, la conclusione ancora di Menna in calcio d'angolo. Pallonetto, Salice col destro, Ganzo Ribas recupera il pallone, lo serve a Pilosu che non riesce però a mantenerlo in campo. Di Gregorio, ancora 1 contro 1, c'è il blocco di Casile. Adesso conclusione, palla recuperata ancora da Tatti, il tocco per Zucca, il controllo poi col sinistro De Lucia, ci mette una pezza, permette ad Antonino Casile di controllare il pallone, giocarlo per Capitan De Michelis. Ancora Casile, c'è libero
Salice che riceve, si accentra, ancora la sterzata, palla fuori, Casile, ancora possesso palla, ultimi 60 secondi di questo primo tempo. Ganzo Ribas, poi Pillosu, viene ammonito il dirigente del Cechichak Coarsa Serramanna, Massimiliano Marongiu. (53 secondi al termine della prima frazione di gioco). Fuori laterale già effettuato di Gregorio, ancora 1 contro 1, lo controlla Ribas. Di Gregorio cambia lato, non ci può arrivare De Michelis. Fuori laterale adesso per la formazione padrona di casa con Marini. Ribas di prima intenzione, pallone però troppo lungo, Luan deve soltanto controllare che termini fuori laterale. Ancora De Michelis dentro, Salic è fermato ancora da Marini. Di Gregorio, palla dalla parte opposta, De Michelis, pallone che termina sul fondo. Sono sfuggiti 3 secondi. Secondi da recuperare che sono sfuggiti al cronometrista. Si riparte adesso. Luan, il controllo, può provare il destro, lo fa, c'è la deviazione ancora di De Lucia in calcio d'angolo. Pallone fuori, Ribas col destro, pallone alto sopra la traversa. De Lucia, De Michelis, c'è Salic libero che riceve il controllo per Casile. Ancora De Michelis, pressing alto ancora per la formazione isolana. Adesso Marini, l'ultimo tocco è di Salic. Ancora palla dentro, Ganzo spara alla porta, Marini non può intervenire, c'è la conclusione ancora di Salic sul fondo. Ma terminano qui i primi 20 minuti di questa sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B girone A tra il Cechichak Coarsa Serramanna e l'MGM 2000. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ancora in diretta dal palazzetto comunale di Serramanna per assistere alla terza giornata del campionato di Serie B girone A tra il Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna e l'MGM 2000, formazione della provincia di Sondrio. 4-0 il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco, grazie ai gol messi a segno da PDU, la doppietta di Ribas, il gol di Marini, uno dei due gol di Ribas però con la deviazione non del tutto da trascurare del numero 5 Abelini, che ha messo fuori casa il proprio portiere. Si riparte con il Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna che schiera tra i pali Antonio Di Menna con la maglia numero 1, con la maglia numero 7 Ganzo Ribas, con la maglia numero 2 Pietro Pidiu, con la maglia numero 12 Daniele Marini, con la maglia numero 11 Soares, Mazza, Luan, ancora Ganzo Ribas, palla in mezzo recuperata ancora dal numero 8 di Gregorio. MGM che riparte con De Lucia tra i pali con la maglia numero 20, adesso la deviazione, Pidiu la devia, l'ultimo tocco il suo, devia la palla in fallo laterale, dicevamo De Lucia tra i pali con la maglia numero 8 di Gregorio, con la maglia numero 99 Salice, con la maglia numero 9 De Michelis, con la maglia numero 5 Abelini che recupera adesso molto bene il pallone, lo fa gestire a Di Gregorio, si accentra Di Gregorio, c'è libero ancora Abelini. Palla giocata in profondità dove c'è Salice, spalla alla porta, deve indietreggiare, seguito ancora a livello individuale, così come tutto il resto naturalmente della formazione del Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna, che segue in maniera individuale in fase difensiva. Adesso Marini, pallone all'indietro, palla dentro, Pidiu viene anticipato in una zona però pericolosa, poi c'è l'intervento di Luan. Palla deviata in fallo laterale, già rimesso in movimento, la conclusione di Di Gregorio, si distende in tuffo alla sua sinistra Di Menna, autore di una grande prova sino a questo momento dell'incontro. Adesso calcio d'angolo, palla deviata ancora da Di Menna, poi c'è Luan che cerca l'intervento, palla che passa, c'è la conclusione, calcio d'angolo. Arriva il primo fallo cumulativo fischiato ai danni del Cecchi-Ciak Coarsa Serramanna. Ricordiamo che il tecnico della formazione isolana è Nicola Barbieri, invece sulla panchina dell'MGM 2000 c'è Gianmaria Crapperi. Adesso calcio d'angolo battuto con il pallonetto di Salice, il tocco di prima intenzione del brasiliano Abelini, palla che termina in fallo laterale vicino alla porta difesa da Di Menna. Adesso palla lunga, ancora Pidiu, cerca poi il passaggio per Luan, palla ancora intercettata, l'imbucata ancora, l'intervento di un ottimo Ganzo Ribas. Marini, Luan, palla ancora per Marini, si accorge Salice che stava guardando soltanto il giocatore, non la palla, poi riprende il contatto visivo con il pallone, lo recupera, lo spedisce poi in fallo laterale. Ribas chiama lo schema
Marini ancora per Ribas, si accentra Ribas col destro, palla ancora sul fondo di poco. Adesso pallone lungo, Pidiu lo mette giù, arriva Marini, Pidiu, lo scarico all'indietro per Ribas, Luan, Marini, pallone di ritorno però troppo lungo, capisce tutto De Michelis, recupera il pallone, lo serve al giocatore brasiliano Abellini, palla dalla parte opposta, ancora Abellini che chiede il pallone. Palla giocata da Di Gregorio, però in fallo laterale Ribas con l'esterno, Pidiu protegge il pallone, ancora Pidiu, perde lui il pallone, non viene fischiato il fallo, c'è la conclusione di Menna. Ci mette ancora il piede, spedisce la palla in fallo laterale. Già battuto Di Gregorio, l'imbucata di Menna, recupera ancora il pallone, lancio lungo, Pidiu va a cercare il controllo o il pallonetto di prima intenzione, pallone che termina direttamente sul fondo, sbaglia tutto però questa volta De Lucia con le mani, gesto di tesa con il numero 99 Salice. Ribas per Luan, ancora Luan dentro per Pidiu, spara la porta, protegge questa volta meglio il pallone. Adesso Marini può provare il sinistro, la palla stava andando verso l'incrocio dei pali, ci arriva prima De Lucia che recupera, ancora Abellini, Di Gregorio gli chiede campo, gli mette il pallone in profondità, pallone che però termina in fallo laterale. Già effettuata, lancio lungo con le mani, ancora De Lucia, pallone dentro, Marini recupera il pallone, poi passa in mezzo a due giocatori, c'è il fallo di Salice, arriva il giallo. C'è da asciugare ancora il campo. Calcio di punizione, parte Luan, palla deviata. Ribas sul punto di battuta, ancora per Luan, ancora col sinistro. Si riparte, Salice ammonito in precedenza, adesso palla che rimane là, Di Menna esce in scivolata, è lui che spedisce il pallone in fallo laterale. Ammonizione anche per Pidiu. Adesso il pallonetto di Gregorio al volo, c'è il gol del 4-1 di Gregorio col piatto, palla in mezzo alle gambe di Di Menna, gol del 4-1. Adesso Ribas, c'è Kichak che non deve abbassare l'intensità in questa ripresa. Ancora Salice, pallone che termina in fallo laterale.
Adesso Luan, palla in profondità per PDU. Adesso palla dentro, pallone a rimorchio, c'è la conclusione, palla che termina sul fondo. Adesso Thiago Ribas è lui che protegge il pallone, lo mantiene, palla per Marini, spara la porta, ancora Ribas. Adesso Ribas per Luan, c'è la possibilità dello scarico per Marini, prova a piazzarla invece verso l'incrocio dei pali. Palla che termina sul fondo. Tatti che ha preso il posto di PDU. Adesso cerca la giocata Salice. Laterale nella metà campo del Cechichak Coarsa Serramanna. Adesso l'imbucata Luan, poi arriva Di Menna che blocca la conclusione di Salice. Riceve ancora di De Gregorio, si accentra, non riesce a liberare il destro, lo fa in questo momento, nessuno attacca però il secondo palo. Lancio lungo, Tatti non riesce ad agganciare. Dentro Farris per Luan. Adesso Di Gregorio, la pisata per Salice. De Michelis di prima intenzione, ancora De Michelis. C'è l'intervento ancora di Farris e poi Tatti prova il destro, palla deviata in calcio angolo, anzi no, palla che termina sul fondo. Adesso Ribas di testa a Marini, prova a metterla giù, la ritocca ancora Marini, Salice va via nell'1 contro 1, c'è il raddoppio di Farris, palla facile per Di Menna. Tatti, ancora Tatti, tenta il dribbling, c'è il contatto. Calcio di punizione, secondo fallo cumulativo fischiato ai danni dell'MGM 2000. Marini nel punto di battuta, lo scarico per Ribas, ancora Ribas, tenta l'1 contro 1, viene fermato. Ancora in fallo laterale. Ribas palla sul secondo palo, la deviazione di Abelini. Palla deviata in calcio d'angolo. Lo stesso Ribas, movimento Farris sul secondo palo, non riesce a mettere la testa a Farris. Si riparte ancora con l'MGM, ancora l'intervento di Farris in scivolata su Di Gregorio, palla che termina sul fondo. Ribas, palla dentro per Marini, ancora Marini, palla che ha superato però la linea del fallo laterale, rimessa in gioco da Mattaboni, lancio lungo di Menna. C'è il contatto con Di Menna. Adesso palla recuperata da Farris che poi tenta il dribbling, viene fermato. Adesso c'è il pressing di Tatti. Marini per Ribas, pressato da De Michelis, ancora Ribas, palla dentro per Tatti, palla calciata forte.
che termina sul fondo. Si riparte con Mattaboni, ancora Di Gregorio 1 contro 1, lo segue Tatti, palla giocata dentro per Casile, spalle alla porta, cerca il colpo di tacco, c'è Farris che recupera, poi lo stesso Farris che controlla, c'è il calcio d'angolo. Abelini sul punto di battuta, stesso schema di prima, Di Gregorio ancora al volo e c'è il secondo gol di Gregorio, stessa modalità, quasi stessa conclusione, non stessa posizione ma stesso risultato. Sembra quasi la fotocopia del primo tempo, a parti però invertite con il Čekićak. Coarsa Seramanna che calcia ma non riesce ad andare in gol, mentre l'MGM 2000 che sta sfruttando quasi tutte le occasioni a propria disposizione. Adesso Farris all'indietro, ancora Ribas, Luan, ancora Ribas, cerca ma non trova Luan. Di Gregorio, Abelini, le finte di Abelini, Farris si gira ma poi ritrova il passo per andare a coprire la conclusione di Abelini, palla che termina sul fondo. Luan, adesso Ribas, palla in profondità, Farris alla ricerca del pallone, controllato molto bene da Cristian Mattaboni. Adesso Di Gregorio porta palla all'interno della propria area di rigore, deve calciare in profondità. Ganzo Ribas col petto, poi Farris non riesce a trovare Capitan Zucca. Mattaboni, Casile, la palla passa e Farris che chiude molto bene in fase difensiva, la conclusione col destro del numero 10 Casile, palla che sfiora l'incrocio. Un altro giallo per la panchina. Ancora Di Menna con le mani, poi Luan per Ganzo Ribas, spalla alla porta, cerca l'appoggio, lo trova, prova a girarsi, lo fa molto bene, cercando e trovando Luan, palla poi intercettata da Mattaboni in fallo laterale. Ancora 13 minuti e 5 secondi al termine dell'incontro. Adesso Ganzo Ribas, lo scarico per Luan con il sinistro, palla bloccata dall'estremo difensore De Lucia, rilancio lungo, Mattaboni aggancia col ginocchio ma la palla arriva a Capitan Zucca, prova la conclusione, non viene assegnato il calcio d'angolo. Ancora Di Gregorio, riceve palla lo stesso Di Gregorio, palla dentro per Mattaboni, si gira Mattaboni, c'è lo scarico ancora Di Gregorio, 1 contro 1, il doppio passo contro Andrea Zucca, la conclusione sul palo lontano, non inquadra la porta. Luan verso Ganzo Ribas, 1 contro 1 con Casile, ancora Luan, dalla parte opposta c'è Pilosu, doppio passo, prova la sterzata, si inizia da Luan, ancora Ganzo, ultima deviazione dello stesso giocatore brasiliano. Adesso Mattaboni, c'è il raddoppio, pallone che passa, c'è il fallo di Mattaboni. Terzo fallo cumulativo già battuto, poi sbaglia
Pillosu, riparte Di Gregorio, ancora Ganzo, Ribas intercetta, c'è il break, Ribas con la destro, il gol di Ganzo Ribas per il 5-2 del Čekićak Coarsa Serramanna. La sta spaccando in due questa partita il giocatore brasiliano Thiago Ganzo Ribas, autore di una tripletta sino a questo momento. Minuti 2 secondi ancora da giocare in questa ripresa, il quinto gol del Čekićak Coarsa Serramanna contro l'MGM 2000 in questa sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B girone A. Ancora Abellini, lo scarico per Di Gregorio, Mattaboni non riceve invece Casile, palla tra le linee ancora per il brasiliano Abellini, adesso palla che passa, ancora la risposta di Menna in grande giornata, il numero 1 del Čekićak Coarsa Serramanna. Ancora il pallonetto Di Gregorio al volo, c'è la deviazione. Arriva il pallone, Mattaboni lo sistema, pallone messo fuori, ancora la conclusione di Casile, deviata. In fronte lo stesso Mattaboni mette giù la sfera, pallone giocato per Casile che poi sbaglia però il tocco. Ribas si accentra lui, prova ancora il destro, trova sempre il tempo e lo spazio per andare alla conclusione. De Lucia, adesso il pallone giocato in profondità, intercettato adesso da Zucca che si ferma, palla giocata dentro, intercettata però ancora dalla difesa dell'MGM 2000. C'è il gran gol di Luan col sinistro, viene fischiato dopo il calcio di punizione. Dentro, ancora la conclusione ribattuta, MGM 2000 che prova ovviamente a dare pressione alla formazione isolana del Čekićak Coarsa Serramanna. 3 partite rinviate in questo girone, in questa giornata di campionato. Adesso la conclusione di Mattaboni, diciamo le 3 partite rinviate sono quelle del Domus Bresso contro l'Orange Futsal Asti, il Futsal Fucsia Nizza contro il Val di Lans, quella tra Futsal Ossi e Futsal Monferrato. Adesso la conclusione di PDU ancora sul fondo. Ancora posto palla per la formazione ospite.
Adesso Ganzorribas in anticipo da centrale difensivo. Luan, palla dentro ancora per Ribas che prova ancora la conclusione, sporcata da un avversario. Palla sull'out di sinistra dove c'è Di Gregorio, prova ad andare via Luan, fa laterale ancora per la formazione ospite. De Michelis sbaglia il tocco, palla recuperata, Pidiu di prima intenzione, calcia in porta, ma De Lucia era comunque in posizione. Adesso la risposta ancora di Antonio Di Menna in foro laterale. Ganzorribas ancora sulla conclusione di Di Gregorio. Siamo entrati nella seconda metà di questo secondo tempo. Adesso l'errore di Abelini alla battuta del foro laterale, non si capisce con Di Gregorio. Adesso Ribas 1 contro 1, le finte di Ribas su De Michelis. Luan ancora per Ribas col destro dalla linea del foro laterale, ci prova ancora Alberto Juan De Lucia, dice di no, però alla conclusione del numero 7 in maglia bianca. De Michelis lascia la sfera Di Gregorio, 1 contro 1, Salice esce dalla zona centrale, Ribas per Pillosu, non riesce ad aggirare Salice che lo ferma. Adesso imbucata di Abelini, non ci può arrivare neanche questa volta Ezechiel De Michelis. Adesso Ribas mantiene lui la sua palla giocata, è toccata col braccio da Salice, ma tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Luan, palla spedita in foro laterale. 8 minuti 39 secondi sul cronometro da giocare. 5-2 il risultato in favore del Cechichak Coarsa Serramanna. Adesso lo spunto di Pidiu. Viene deviato ancora da De Lucia in foro laterale. Già effettuato la conclusione di Luan. Sul tocco di Ganzorribas. Luan, Pidiu, ancora Luan, pallone all'indietro, c'è Pillosu in profondità, il controllo, palla messa in mezzo, il gol di Pidiu con il grande assist da altruista del numero 22 Ciro Pillosu, e arriva il 6-2 in favore della formazione del Cechichak Coarsa Serramanna, e la doppietta personale per l'ex giocatore del Domus Chia Pietro Pidiu. De Michelis, ancora la chiusura di Pidiu. De Lucia con le mani. Adesso Di Gregorio. Salice 1 contro 1 con Thiago Ribas, la deviazione ancora di un ottimo Di Menna. Palla deviata in foro laterale. Salice per De Michelis, la risposta ancora di Di Menna. Marini, Luan per Ribas, porta palla a Ribas con la sinistra, incrocia ancora una volta, non inquadra lo specchio della porta, non ci può arrivare neanche Pidiu. De Michelis di prima intenzione, Di Gregorio, c'è il fallo. Fallo sul numero 17, anzi sul numero 7, Pongio.
De Michelis, adesso ancora per Bongio. Di Gregorio, l'imbucata ancora di De Michelis, intercettata, palla deviata in foro laterale. Casile, poi Di Gregorio, porta palla a lui, le finte, affrontato da Ribas, ribattuta ancora la conclusione del numero 8 dell'MGM 2000. Arriva il time out chiesto dal tecnico Gianmaria Crapperi. Si riparte mentre arrivano aggiornamenti anche dal campo di Fossano, dove il Cagliari Futsal sta perdendo per 7-1. Gol di Serginio per la formazione allenata da Gianni Melis. Ancora Salice, si accentra lui, lo scarico di Gregorio, la finta, si accentra ancora Di Menna, poi Ganzo Ribas mantiene ancora il suo palla, lancio lungo per Marini, l'aggancio, c'è libero PDU, Marini tenta il dribbling, tenta di passare in mezzo a due giocatori. Adesso la ripartenza ancora con Luan, c'è PDU libero, PDU a porta vuota e la tripletta anche per PDU sull'assist di Luan. Arriva il settimo gol per il Cecchi Ciak Coarsa Serramanna. Riparte dal centro del campo l'MGM 2000, palla dentro, c'è poi il tocco ancora di Ganzo Ribas, palla fuori De Michelis, lo scarico per Di Gregorio, ancora allo spunto di Di Gregorio, arriva il gol del 7-3 che porta la firma di Bongio. Ribas, PDU, la palla ancora per Ribas, la sterzata, poi calcia Ribas, pallone sul fondo, adesso Luan in anticipo, Marini non riesce a mantenere il pallone in campo, quinto uomo di movimento subito per Gianmaria Crapperi a 6 minuti dal termine. Fuori De Lucia, dentro il numero 10 Casile, ancora giro palla di Gregorio da terra, poi Di Menna mette la palla tra i piedi di PDU, adesso Ganzo Ribas perde palla però in uscita, la conclusione di Salice.
Adesso lancio lungo, ancora l'anticipo di De Michelis, può ripartire così l'MGM 2000 ancora con il brasiliano Abellini, sempre con il quinto uomo di movimento. Casile il controllo, palla morbida di Gregorio, poi Salice, palla che rimane ancora là, la conclusione con il gol di De Michelis, questa volta non riesce nel miracolo l'estremo difensore di Menna. 7-4, arriva il time out chiesto dal tecnico Nicola Barbieri. Si riparte con il calcio d'inizio battuto dal Cechichak Coarsa Serramanna. Ganzoribas la sterzata ancora col sinistro, palla deviata da De Lucia in calcio d'angolo. Anzi, palla deviata in fallo laterale, Ribas fuori. Adesso Zucca con la destro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, termina in rimessa laterale. Effettuato il cambio in casa MGM, dentro di nuovo il numero 10 Casile per l'estremo difensore De Lucia. Adesso De Michelis, anzi no, a Bellini, si porta a lui la palla in fallo laterale. Zucca per Ribas, palla però intercettata dove c'è Salice, ancora Salice, ma l'altro, cioè l'estremo difensore del Cechichak Coarsa Serramanna, che fa un altro intervento miracoloso a tu per tu con Salice, spendendo la palla in fallo laterale, già rimessa in movimento ancora con Casile. De Michelis dentro, Casile, palla fuori. Abellini, Casile per De Michelis, Salice sull'out ancora per De Michelis, la conclusione, la risposta ancora di Di Menna. De Michelis sbaglia il controllo. Di Menna per Zucca di prima intenzione verso Luan, la sterzata di Luan rientra sul sinistro, palla deviata ancora in calcio d'angolo. 4 minuti 7 secondi sul cronometro da giocare in questa ripresa. Cechichak Coarsa Serramanna in vantaggio per 7-4 sull'MGM 2000. Calcio d'angolo Marini, il pallonetto Pillosu non ci può arrivare. Abellini pressato, il lancio lungo, Ganzoribas, c'è il fallo. Errore clamoroso del direttore di gara Federica Pellegrini di Frosinone, nel senso che non ha lasciato la regola del vantaggio con Casile quasi a tu per tu, comunque da solo, pallone che aveva già superato Ganzoribas, che ha commesso il fallo quasi a tu per tu con Di Menna. Calcio di punizione, fallo cumulativo naturalmente ai danni del Cechichak Coarsa Serramanna. Posto palla per l'MGM 2000. Adesso non può. Calcio di punizione in favore protesta ancora Casile. Fischio che questa volta arriva da Fortunato Zangara di Roma 2.
calcio punizione, Ribas per Marini, il sinistro, palla ribattuta. Adesso Di Menna, Ganzo Ribas, palla dentro per Pilò sulla sponda, ancora per Marini, posto palla per il Cechichak Quarsa Seramanna, tenta lo spunto nell'1 contro 1 Ganzo Ribas, palla deviata ancora in foro laterale. Sulla sfera lo stesso Ganzo Ribas, palla dentro per Capitan Zucca, ancora Ribas, c'è il contatto con il connazionale Abelini, palla giocata poi in profondità, adesso palla nell'altra metà campo, De Michelis, ancora De Michelis, l'imbuccata di Menna in scivolata, palla deviata in faro laterale. Viene asciugato il punto dove era bagnato. Adesso De Michelis, palla fuori a Belini, la finta, c'è il pressing di Zucca, ancora palla in parallela dove c'è Salice, palla messo fuori, riceve adesso Casile, palla che gira lungo il perimetro, ancora Casile, scivolato De Michelis, palla recuperata, Marini a porta vuota e c'è il gol di Marini per l'8-4. Dalla distanza non perdona Daniele Marini. (8-4), ancora più 4 per il Cechichak Quarsa Serramanna sull'MGM 2000. Adesso l'imbuccata a Casile, palla dentro, c'è il tocco di Ganzo Ribas con il braccio quasi attaccato al corpo, non viene fischiato il calcio di rigore. Adesso conclusione, ancora Ganzo Ribas che allontana in faro laterale, ancora tanto tempo da giocare, sono 2 minuti e 15 secondi sul cronometro. Adesso Ribas in scivolata, poi Di Menna va a recuperare la palla in presa alta, pallone giocato verso Luan, ancora Luan questa volta col destro, chiude De Michelis. De Michelis, palla che arriva a Ganzo Ribas, si accentra Ribas, lo scarico per Marini, ancora il pallonetto, Ribas di testa, Tati non riesce ad intervenire, chiama la sfera Di Menna, protetto da Luan. Adesso Ribas, il tocco per Marini, ancora col sinistro, pallone che rimane là, adesso la porta è ancora vuota, c'è l'intervento con le mani per il numero 99 Salice, c'è il rosso. Calcio di rigore, c'è la possibilità per Tiago Ganzo Ribas di portare a 4 le proprie marcature. Entra anche Riccardo Figus. Ganzo Ribas sul dischetto contro De Lucia, parte Ribas con la destra, la piazza sotto la traversa e arriva il nono gol per il Cechichak Quarsa Serramanna. Arriva le 4 marcature firmate Tiago Ganzo Ribas.
Mattaboni, giro palla all'imbucata, Mattaboni di prima intenzione, molto bene sull'imbucata del numero 5 Abbelini. Adesso mantiene la palla Figus, Tatti, il dribbling tentato da Tatti che poi viene fermato, l'ultima deviazione dello stesso Tatti. De Lucia, adesso lancio lungo in profondità di Mena, chiama la sfera, non interviene Mattaboni, mette subito in movimento Ganzorribas, dentro Figus, il contrasto, ancora il contrasto di Figus, palla deviata in fallo laterale. Per le immagini e la parte tecnica un saluto da Alessandro Carta. È tutto per oggi per questa sfida da Serramanna. Naturalmente io vi invito a rimanere sempre collegati, sempre su Directa Sport.